Una nuova manovra finanziaria è quella riscritta dal governo regionale a seguito del lungo confronto durato oltre 4 ore tra il presidente Raffaele Lombardo e il commissario dello Stato Carmelo Aronica. Tra le novità, stop alla previsione di entrate per 400 milioni di euro derivanti da fantomatiche dismissioni immobiliari e via libera invece ad una pesante riduzione delle indennità degli assessori tecnici, fino ad oggi equiparate a quelli degli onorevoli, con incarico aggiuntivo, senza però che vi sia mai stata una norma a riguardo. Confermati inoltre ulteriori tagli alla spesa per circa 170 milioni di euro per far quadrare i conti. Oggi all'Ars dovrebbe arrivare comunque il nuovo testo della finanziaria presentato ieri sera in Commissione Bilancio dall'assessore all'economia Gaetano Armao e dal governatore Raffaele Lombardo. Un testo che di fatto riscrive la vecchia proposta di finanziaria dopo l'ennesimo confronto con l'ex prefetto Aronica. Lombardo ha poi incontrato il presidente dell'Assemblea regionale Francesco Cascio per concordare una roadmap che porti al voto finale in aula entro questa sera. Tra le modifiche principali al testo c'è, come detto, quello che riguarda gli immobili. Nella prima versione stilata dall'assessore Armao si prevedevano entrate per oltre 400 milioni di euro attraverso la vendita dei beni. Nella nuova versione scompare questa voce in entrate e si prevede soltanto un elenco di immobili da inserire in un fondo garanzia per finanziare progetti di microfotovoltaico. Il valore del fondo sarà di 1 miliardo di euro. Un secondo emendamento alla finanziaria prevede inoltre obbligatoriamente la mobilità interna per i regionali. Ma la norma che certamente alzerà un polverone in giunta è la riduzione dello stipendio degli assessori. Quelli non deputati guadagnano quanto gli onorevoli, circa 9.000 euro netti al mese, più 3.500 euro come indennità di carica per far parte della giunta, totale 12.500 euro netti al mese. L'emendamento presentato in finanziaria dovrebbe ridurre almeno del 40% questa cifra, ma allo stesso tempo fissare i parametri dello stipendio attraverso una norma da far votare a Sala d'Ercole. Se passa questa modifica, sottolinea Lombardo, ci sarà un rimpastone, altro che un rimpastino, a meno che gli assessori non vogliano svolgere il loro lavoro praticamente gratis.